Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione che si apre con la cronaca e con le clamorose novità relativamente all'omicidio di Sergiu Tarna, il barman 25enne ritrovato assassinato all'ultimo dell'anno in un campo a Mira. Questa mattina la conferenza stampa in procura a Venezia. Ci aggiorna Ilaria Marchiori, che vediamo in collegamento da Venezia. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è da poco conclusa la conferenza stampa qui in procura a Venezia. Si tratta di Riccardo Salvagno, un agente in servizio alla polizia locale di Venezia, che è uno dei principali indagati nell'omicidio di Sergiu Tarna, che è stato ucciso appunto, come anticipavi, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, in particolare, dettaglio che è stato rivelato anche poco fa, tra le 2 e le 3. Ebbene, la conferenza stampa con il procuratore Ancillotto e il comandante provinciale dei Carabinieri ha fornito ulteriori dettagli, soprattutto su quelle che sono state le ultime ore di Sergiu, le ultime ore di vita, e poi soprattutto su come siano arrivati a Salvagno, che ora, lo ricordiamo, si trova nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. È importantissimo dire che le indagini sono ancora aperte, che stanno continuando, dunque molti dettagli non sono ancora stati forniti, in primis il movente su cui si sta ancora lavorando. Ebbene, fondamentalmente le ultime ore di Sergiu sono andate più o meno così. Lui, dopo aver terminato di lavorare intorno alle 20 il 30 dicembre, poi, come abbiamo detto anche in questi ultimi giorni, si era recato al ristorante Sushi poco distante per poter lavorare il giorno seguente. Insomma, poi è andato via con degli amici e stava concludendo la sua serata in un bar della zona di Chirignago, probabilmente un poco distante, insomma, da dove abitava. Lì, grazie all'aiuto delle testimonianze, soprattutto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono state scandagliate in questi giorni, un lavoro certosino da parte degli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, si è visto che Sergiu è stato prelevato e caricato in auto e dopodiché portato a Mira, dove poi è stato ritrovato il corpo. Al momento il presunto assassino, appunto, è Salvagno, però si è certi che ci fosse anche un'altra persona. Naturalmente si stanno continuando a raccogliere testimonianze e soprattutto si sta attendendo anche di capire quelle che saranno le dichiarazioni dell'agente della polizia locale. È stata una vera e propria esecuzione, un colpo eseguito appunto da vicino, un unico colpo secco alla tempia, e Sergiu è morto sul colpo. Una volta che hanno individuato il presunto responsabile, questo si è scoperto che era già fuggito, questo quanto hanno scoperto i carabinieri, il 3 di gennaio, ed era andato in Spagna. I percorsi che ha fatto sono stati Tenerife e Madrid, poi Venezia, perché poi è ritornato, nonostante le forze dell'ordine avessero comunque già mobilitato le forze di polizia estera per essere coadiuvati. Lui in realtà è rientrato autonomamente in Italia, e è andato il padre a prenderlo all'aeroporto, dopodiché, quando il padre è rientrato a casa, però il figlio non era con lui, si era evidentemente fatto lasciare in un casolare a Mira, proprio vicino al luogo dove è stato ritrovato il corpo di Sergiu. Dopodiché è andato, dopo qualche ora,
a casa del padre e lì è stato prelevato poi dai carabinieri il 6 di gennaio. Queste le ultime ore dunque di vita di Sergiu, ma poi anche di lavoro certosino da parte degli investigatori dell'Arma dei Carabinieri. Quindi ora vi lascio l'intervista del procuratore vicario Ancellotto e anche del generale del comando provinciale dei Carabinieri Aquilio per sentire che cosa hanno detto proprio ai nostri microfoni al termine della conferenza stampa qui questa mattina in procura. Nel frattempo da Venezia restituisco la linea allo studio. È stato ucciso questo ragazzo 25enne, è stato prelevato, quindi privato della libertà, fatto montare su un'autovettura, condotto in aperta campagna e ucciso con un solo colpo alla testa. Quindi indubbiamente le modalità portano a essere descritte in questi termini. Un solo colpo preciso alla testa con foro di entrata, foro di uscita. Abbiamo identificato l'autore in breve tempo, lo hanno identificato, vuol dire il lavoro dei carabinieri meritorio di assicurare le fonti di prova in modo garantito e in modo assai dettagliato e preciso in pochi giorni. È consistito essenzialmente nell'acquisizione di tutte le telecamere della zona, nel sentire tutte le persone a lui vicine, familiari, amici, datori di lavoro, colleghi di lavoro, e ci siamo fatti un'idea del contesto in quale potesse essere maturato l'omicidio. Dopodiché, con la ricostruzione delle telecamere, passo passo siamo arrivati a identificare una persona che poteva essersi resa responsabile di questo omicidio. A questo punto, una volta cercata la persona, abbiamo visto che questa persona non era più in Italia, si era allontanata, non si era più recata sul luogo di lavoro, si era recata all'estero, e questo, unitamente ad altri elementi, ci ha portato a concludere che fosse l'autore dell'omicidio. Però voi pensate ci sia qualcun altro? Sì, allora, sia per le modalità con cui è avvenuto l'omicidio e soprattutto per le modalità con cui lui è stato privato della libertà e quindi costretto a salire in un'autovettura, riteniamo che ci sia almeno un complice. Per ora non vi sbilanciate sul movente? No, al momento non ci sbilanciamo sul movente, stiamo lavorando, stiamo valutando tra l'altro la versione dell'indagato che ricordiamo è presunto innocente fino a sentenza definitiva, stiamo verificando la sua versione dei fatti e sul movente non possiamo dire nulla. È un agente della Polizia Municipale che dopo la vicenda non si è più recato al lavoro in servizio. A un certo punto dell'indagine abbiamo ritenuto che fosse rientrato, però pensando che noi ci fossimo in qualche modo disposti intorno alla sua abitazione, si era nascosto nei campi di notte. Quella è una zona molto buia. È stato necessario fare un approfondito rastrellamento anche attraverso visori, camere termiche e quant'altro, tanto che lui poi si è visto costretto a convergere verso la sua abitazione per trovare rifugio, e lì lo abbiamo assicurato alla giustizia. Dalla Spagna lui è rientrato volontariamente? Sì, pensiamo che lui in qualche modo abbia cercato un sostegno in Spagna, ma non poteva assicurarsi una permanenza prolungata, perché una permanenza prolungata è costosa, necessita di contatti e quant'altro, quindi in qualche modo si è visto costretto a rientrare in Italia. Ecco, le indagini però sono ancora in corso perché sono ancora parecchi punti da chiarire. I punti da chiarire sono ancora tanti, bisogna ancora individuare il momento esatto, bisogna capire se chi fosse l'eventuale correo, e quindi c'è ancora da lavorare. L'arma del delitto è stata trovata? L'arma del delitto non è stata ancora ritrovata. Questi dunque i clamorosi sviluppi relativamente all'omicidio di Sergiu Tarna, il barman 25enne di origine moldava, trovato morto all'ultimo dell'anno in un campo a Mira. Come avete sentito, è stato arrestato un vigile urbano in servizio presso il comune di Venezia. Naturalmente ulteriori approfondimenti e ulteriori notizie su questo caso nelle prossime edizioni del
dei nostri telegiornali. E continuiamo con la cronaca, perché c'è un'altra notizia di giornata che ci arriva dal Vicentino, da Valdagno in particolare, dove questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro sul ponte dei Nori, dove morirono padre e figlio. Il braccio di una gru si è rotto durante un intervento di manutenzione e un operaio è rimasto ferito. Ci colleghiamo quindi in diretta con Marta Zatta e Simone Squarcina in compagnia del comandante dei Vigili del Fuoco di Valdagno, Daniele Vani. A te. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo proprio in questo momento sulla rotonda che dà sul ponte dei Nori. Lo vedete, in questo momento hanno appena ripreso i lavori di manutenzione, lavori che avevano causato il ferimento di un uomo, perché lo vedete proprio dalle immagini di Simone Squarcina, il braccio della gru che trasportava le mattonelle per coprire il marciapiede si è letteralmente spezzato. Ora gli operai hanno ripreso il lavoro perché, lo ricordiamo, proprio il 17 aprile del 2025 il ponte aveva ceduto, provocando la morte di Leone e Francesco Nardon. Proprio ieri eravamo qui sul posto con l'assessore ai lavori pubblici di Valdagno che ci raccontava del via libera per la demolizione del ponte che aveva provocato questa tragica morte. Ecco, ora io sono in compagnia di Daniele Vani, che è comandante della Polizia Valleagno. Comandante, insomma, fortunatamente l'operaio coinvolto è stato dimesso, però insomma è importante ora mettere in sicurezza l'area. Sì, certamente. Fortunatamente i fatti si sono svolti senza particolari gravità. Ovvio, un episodio spiacevole e speriamo che l'operaio più presto si rimetta. Fortunatamente, ecco, la viabilità, diciamo, potrà essere ripristinata velocemente, ecco, perché le operazioni già di rimozione della gru sono in corso. Sì, ecco, prima anche guardando l'area, diciamo che anche i suoi colleghi stavano riprendendo i pedoni perché proprio passavano in mezzo alla rotonda, quindi non so, vogliamo lanciare anche un appello a tutti i cittadini che insomma rispettino le norme di sicurezza al momento, visto che non c'è ancora il marciapiede, di prestare un attimo di attenzione. Sì, esattamente, è una questione ancora di poco tempo, perché l'amministrazione ha cercato di correre il più velocemente possibile per riaprire prima la bretella per permettere il traffico su vie fermi. Adesso si stanno realizzando i marciapiedi, difatti l'operazione che erano in corso oggi è di scarico proprio delle betonelle che servono per pavimentare il percorso pedonale, quindi sì, l'attenzione deve essere massima perché la rotatoria è molto trafficata ed è pericoloso. Ok, noi in questo momento ci dobbiamo spostare perché sta arrivando la gru per terminare i lavori di messa in sicurezza. Comunque da Valdagno per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Marta Zatta. Con Simone Squarcina proseguiamo con il caso di Azzurra Breda, la dodicenne di Sant'Angelo di Piove di Sacco, morta per una polmonite fulminante l'ultimo giorno dell'anno. 3 dottoresse sono indagate per omicidio colposo. La pediatra di famiglia, una specializzanda di 33 anni, una strutturata del pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova. Sono 3 le persone iscritte nel registro degli indagati nel fascicolo per omicidio colposo aperto dalla Procura di Padova sulla morte di Azzurra Breda. 12 anni, la ragazza che viveva con la famiglia a Sant'Angelo di Piove di Sacco è morta la mattina dell'ultimo giorno dell'anno dopo essere stata ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova dalla sera prima. Polmonite fulminante, questa è la causa presunta di una morte che ha gettato nello sconforto la famiglia di Azzurra Breda e un'intera comunità. Azzurra Breda aveva contratto quella che sembrava un'influenza, la febbre era salita e per questo i genitori avevano contattato la pediatra di famiglia che li aveva rassicurati con indicazioni telefoniche. Preoccupata, la famiglia si era rivolta una prima volta al pronto soccorso pediatrico. Dopo la visita Azzurra era stata dimessa. Ancora febbre, nuovo consulto telefonico con la pediatra fino alla decisione di tornare in pronto soccorso a Padova la sera del 30 dicembre. Azzurra Breda a questo punto viene ricoverata, ma il suo quadro clinico peggiora rapidamente, tanto che viene trasferita in terapia intensiva, dove la dodicenne muore nella tarda mattinata di San Silvestro. Dopo la denuncia dei genitori, l'avvio di un'indagine che cercherà di capire come sia stata possibile la morte di una dodicenne piena di vita. Lunedì mattina in procura sarà affidato
lasciato l'incarico per l'autopsia che dovrebbe essere svolta nella stessa giornata. I difensori della famiglia di Azzurra Breda stanno valutando se nominare un perito di parte. Ed in tribunale a Padova ieri la prima udienza del processo nei confronti di Melissa Machado Russo, la trentenne ballerina brasiliana accusata di avere partorito e poi ucciso la figlia gettandola nel water la notte del 29 ottobre del 2024. È nata viva e sana e ha respirato autonomamente per un breve lasso di tempo. È stata una ricostruzione lunga e dolorosa, quella fatta dal medico legale nella prima udienza in tribunale a Padova che vede imputata Melissa Machado Russo, la trentenne accusata di aver partorito e poi negato la figlia nel water della sua stanza che condivideva con altre ballerine sopra il nightclub Il Serale di Piove di Sacco. La neonata pesava poco più di 2 chili, compatibile con una gravidanza che aveva superato la 37esima settimana e dunque completamente formata. Sulla piccola testolina l'autopsia ha rilevato delle ferite e un'emorragia cerebrale. Non è chiaro se provocata dal parto o dallo schiacciamento contro il water. Melissa Machado Russo aveva tentato di tirare lo sciacquone, quasi a voler cancellare ogni segno della presenza della piccola. La trentenne non era in aula ieri, si trovava in Puglia, a Cassano delle Murge, suo paese d'origine, ai domiciliari. La notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2024 era nella sua stanza sopra il club di lap dance dove lavorava come ballerina. Aveva partorito da sola, poi, presa dal panico, aveva chiamato una sua collega che poi ha dato l'allarme vedendo il sangue e il corpicino della neonata con la testa all'ingiù incastrato nel water. Davanti ai carabinieri la donna ha sempre negato di essere stata incinta e di aver partorito. Torniamo ora sul grave incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio in centro a Treviso. Una donna di 60 anni è stata travolta da un autobus, ora si trova in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello. Vedo quest'autobus passare e sento una signora che gridava forte aiuto, 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 e io non capivo, non vedevo la signora, però vedevo che c'era la gente che diceva all'autista di fermarsi, di fare retromarcia. Ha riportato lo schiacciamento di un piede ma ha rischiato la vita la donna di 60 anni finita sotto ad un bus della linea 3 della MOM tra Ponte San Martino lungo Sile Mattei a Treviso. L'incidente intorno alle 15 sulle strisce pedonali regolate da semaforo che in quel momento pare fosse rosso. Comunque eravate in attesa di attraversare la strada in pratica? Noi stavamo ancora arrivando perché non eravamo neanche arrivati appunto alle strisce e sì, ci trovavamo penso 2 metri prima neanche, però sì, poi là ci saranno state altre 4 persone neanche, sì. Immediati soccorsi e ricovero in gravi condizioni al Cafoncello della donna che è comunque rimasta sempre cosciente. C'era una signora che è andata dall'autista di fare faccia retromarcia, c'è una ragazza, c'è una signora che è incastrata col piede incastrato sotto la ruota. L'autista, secondo me, sotto shock, non capiva più niente ed è... non so, ha avuto un momento di panico secondo me. Sotto shock l'autista del bus che nella nota diffusa dalla MOM conferma di aver avuto la traiettoria libera poiché il semaforo dell'attraversamento pedonale segnava rosso. In quel frangente la donna avrebbe comunque attraversato senza accorgersi dell'arrivo del mezzo. Sul posto la polizia locale per i rilievi per un incidente che ha mandato in tilt per diverso tempo il traffico in tutta la zona del PUT verso la stazione ferroviaria e lungo via Roma. Pericoloso ex esponente della Mala del Brenta bloccato in un blitz notturno a Povegliano nel Trevigiano, in azione il ROS e i corpi speciali del GIS. Sono arrivata e mi sono trovata tutte queste pattuglie dei carabinieri con tutte le porte, finestre tutte fatte saltare e lui l'hanno arrestato, probabilmente lui è arrivato qua di notte o non so quando e l'hanno portato via, ma sembrava veramente un assalto da guerra. Via Croce a Sant'Andrà, in azione nella notte insieme ai carabinieri di Treviso e Montebelluna, gli uomini del gruppo di intervento speciale di Livorno e quelli del ROS di Padova per la cattura di Ivan Giantin, 53 anni, il pregiudicato vicentino collegato alla Mala del Brenta su cui pendeva un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia. Giantin deve espiare una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle rapine commesse tra il 2018 e il 2021 nelle province di Venezia, Verona e Padova. Ma trattandosi di un soggetto di elevato spessore criminale, è stato messo in campo un massiccio dispositivo che ha trasformato l'abitazione del 53enne in uno scenario di guerra, come ci hanno detto i residenti
residenti, messi in allarme dalla doppia esplosione provocata per aprire sia il portone al piano terra che la porta del terrazzino, così da entrare rapidamente in casa. Mio marito l'ha sentito il colpo e diverse persone qua, io ho sentito anche stamattina una signora mi ha detto ho sentito un gran colpo. Ho sentito altre persone che hanno detto sì che è stato un botto. Un botto e anche la marito Bertilla e anche spari. Però l'autoambulanza e i carabinieri. Nessuno sparo è stato in realtà esploso. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna e del reparto operativo del comando provinciale, supportati nel blitz dalle squadre speciali, hanno trovato il 53enne a letto. Lo scorso ottobre era sfuggito a un primo tentativo di cattura nella sua abitazione di Rubano, nel Padovano, scappando dalla finestra e rendendosi poi irreperibile. Gli investigatori sapevano che aveva trovato rifugio nel suo ex domicilio di Povegliano, dove è stato alla fine localizzato e arrestato. A riportarlo qui forse proprio il legame con i suoi gatti e il suo cane. Giantin non era armato e non ha cercato di reagire. Ai militari ha detto che stava pensando di costituirsi, che per lui, che in carcere c'è stato a lungo, altri 3 anni e mezzo non sarebbero pesati. L'operazione è stata gestita dall'Arma nella massima sicurezza, visto il soggetto. Agli inizi degli anni 2000 Giantin era rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con i militari dell'Arma a Ferrara, nel corso del quale era rimasto ferito gravemente un carabiniere. Nel 2021 era nuovamente salito alle cronache per aver riorganizzato e diretto un gruppo di storici affiliati alla Mala del Brenta allo scopo di commettere estorsioni e rapine, reati per i quali è stato poi condannato. Il 53enne si trova ora rinchiuso in carcere a Treviso, dove sconterà la sua condanna. E ovviamente c'è shock in paese, nell'intera comunità di Povegliano, per la presenza di un ricercato dal curriculum criminale di peso appunto a Povegliano. Shock a partire dal primo cittadino. Sentiamo. Ci siamo svegliati con una situazione un po', come dire, anomala e subito i cittadini mi hanno segnalato il blitz notturno. I vicini che erano stati svegliati durante la notte sono effettivamente, non dico ancora, ma hanno avuto una situazione di shock e non sono più riusciti a dormire fino al mattino dopo e effettivamente è stata una sorpresa un po' per tutti, è stata anche perché ci sono state delle microesplosioni per far saltare i portoni come di usanza in queste situazioni e quindi una situazione abbastanza rocambolesca. Sicuramente è stata una sorpresa che ci ha lasciato un po' con la bocca aperta, come si suol dire, però per fortuna ringrazio le forze dell'ordine, anzi faccio i complimenti per l'attività di intelligence e le ringrazio per l'intervento che è stato fatto. Ed ora andiamo nel Bellunese per parlare di un'operazione della Questura che ha visto coinvolti dei minorenni. Sentiamo, ci aggiorna Tiziana Bolognani. Un fatto molto grave che coinvolge 2 ragazze minorenni della provincia di Belluno che sono state arrestate domenica sera dalle volanti della Questura. Un episodio che ha avuto come palcoscenico la stazione di Longarone. Queste 2 ragazze minorenni si sono accanite con forza brandendo un piccone da cantiere e contro le vetrine della stazione e poi contro le vetrine del bar della stazione. All'interno di questo bar naturalmente le ragazze hanno tentato di fare incetta di tabacchi e anche di liquori, ma l'allarme ha fatto arrivare immediatamente il titolare dell'esercizio commerciale. Nel frattempo, in men che non si dica, sono arrivate anche le pattuglie della volante, una colluttazione con il titolare al quale le ragazze si sono opposte lanciandogli i vetri addosso, i vetri delle vetrine e poi ancora spruzzando lo spray, quello che si utilizza normalmente per le pulizie di casa, nella fattispecie per pulire il bancone. Lo vedete al mio fianco il questore di Belluno Roberto Della Rocca e la commissario capo delle volanti della questura di Belluno Sofia Pierini. Io partirei subito dalla dottoressa Pierini perché oltre alla ricostruzione di questo grave fatto a Longarone domenica sera c'è questo fatto fa emergere anche un dato insolito. È la prima volta che vengono arrestate
2 ragazze minorenni, perlomeno da quando lei ricopre questo incarico. Sì, io sono la dirigente delle volanti alla questura di Belluno da settembre 2024 ed è il primo arresto che riguarda 2 persone di minori di età. Il fatto è ovviamente grave, come lei ha spiegato poco fa. Si tratta di una vera e propria tentata rapina attuata in modalità estremamente violente. Questo è un dato che ci fa riflettere, perché un giovane che infrange la legge non sta solo commettendo un reato, ma sta comunque mettendo potenzialmente un'ipoteca sul proprio futuro, precludendosi potenzialmente concorsi di lavoro e altre opportunità. I fatti sono gravi, si sono svolti la sera del 4, queste ragazze hanno infranto una serie di vetrine, sono entrate all'interno del bar della stazione e hanno tentato di asportare pacchetti di sigarette e bottiglie di liquori. Il proprietario, allarmato dall'allarme, scusate il gioco di parole, è arrivato subito sul posto. Le ragazze hanno iniziato a tirare al suo indirizzo schegge di vetro per poi spruzzargli sul volto ripetutamente il liquido per la pulizia del bancone. Sono prontamente giunti gli agenti delle volanti che le hanno tratte in arresto, le hanno sottoposte a perquisizione e nello zaino di una delle 2 è stato rinvenuto all'esito della perquisizione un pugnale di 34 centimetri di cui 21 di sola lama. Ecco, capite dalla descrizione e dalla definizione di questo episodio che siamo di fronte per davvero a un fatto insolito anche per la tranquilla, tra virgolette, provincia di Belluno, dove sembra apparentemente non accadere mai nulla. Difficile pensare o immaginare anche ai fenomeni dei Maranza che stiamo vedendo con grande insistenza e frequenza nelle altre province del Veneto. Dottor Della Rocca, che cosa sta succedendo? Ma quello che mi preoccupa in questo episodio è sicuramente la dinamica, la durata e la violenza con cui è stato commesso, perché quello che percepiamo, perché ovviamente i colleghi hanno parlato con queste ragazze, emerge una scarsa percezione del rischio e una poca consapevolezza delle conseguenze delle azioni che loro compiono. Su questo dobbiamo lavorare in maniera, come sempre abbiamo fatto, con un approccio integrato, educativo e preventivo. Ecco perché lei dice non dobbiamo puntare il dito. Assolutamente, sarebbe un errore, anche perché non c'è nella realtà bellunese, che conosciamo molto bene, una disorganizzazione sociale, scolastica, assolutamente non è nemmeno questo il caso. Però la riflessione del mondo adulto dobbiamo sicuramente farla, cioè nelle scuole noi stiamo andando, l'anno scorso abbiamo incontrato oltre 600 studenti di ogni ordine e grado e in quei casi là loro sono particolarmente attenti e partecipativi. Probabilmente questo non basta, serve un'integrazione multiattoriale in cui la scuola, la famiglia soprattutto e le istituzioni devono remare dalla stessa parte. Ecco, l'ultimo appunto che facciamo su questa vicenda, della quale naturalmente vi parleremo ampiamente, documentando anche tutto quello che è accaduto domenica sera, è che le 2 ragazze sono state arrestate, che ieri si è svolta l'udienza di convalida e il giudice della procura dei minori ha confermato la misura, pur se le ragazze sono di fatto in libertà. È tutto. Ed ora con la cronaca torniamo a Rosà con il giallo della scomparsa di Antonio Menegon, l'ingegnere autovelox, ucciso o sparito volontariamente. Ci aggiorna da Rosà Nancy Galdi. Sì, buongiorno, siamo a Rosà, qui sul posto dove è scomparso da alcuni giorni l'ingegnere Antonio Menegon, precisamente da venerdì 2 gennaio. Come vedete alle mie spalle i vigili del fuoco impegnati nella ricerca, ci sono addirittura i sub in azione, ma purtroppo non c'è ancora nessuna novità. Ieri abbiamo sentito la sorella e adesso mandiamo in onda il servizio. Noi l'abbiamo visto l'ultima volta il 29 ed era come sempre, l'Antonio di sempre, insomma non avevamo motivi di pensare che dopo pochi giorni succedesse quello che è successo.
Era l'Antonio di sempre, sono le parole di Gigliola Menegon, sorella dell'ingegnere 78enne di Tezze sul Brenta, il consulente della battaglia contro i velox irregolari di cui da giorni non si hanno più notizie. La donna, pur accettando di parlare al microfono, ci ha chiesto di non essere ripresa perché è molto scossa per una vicenda che la sta davvero tenendo in ansia. Non sappiamo neanche quando, ma anche effettivamente è stato il 2, il 3, non lo sappiamo. Noi non abbiamo notizie, ho sentito i carabinieri, chiaramente loro stanno facendo tutte le loro indagini, tutti gli accertamenti, so che stanno lavorando alacremente, insomma. Il turbamento cresce anche a seguito del messaggio inquietante che il fratello, impegnato in numerose indagini in tutta Italia, anche a fianco delle procure, avrebbe scritto sul suo profilo LinkedIn, dove si legge: «Oggi sono stanco, non per rassegnazione, ma per una stanchezza costruita nel tempo da assenza di risposte. Per me è tempo di andare». Parole che pesano come macigni cui Gigliola Menegon cerca di dare un senso. Nulla è escluso. Subito abbiamo pensato al peggio. Certo. Però di andare potrebbe anche dire me ne vado, io spero che sia questa, insomma noi speriamo come familiari che questa sia la ragione, non voglio neanche pensare ad altre possibilità molto più serie, molto più nefaste, insomma, ecco. Certo è che magari si può lanciare proprio un appello a chiunque possa averlo visto. Certo, chiunque abbia notizie, di contattare i carabinieri. Se suo fratello in qualche maniera stesse vedendo questi tanti messaggi che vengono lanciati, lei cosa si sentirebbe di dire? Beh, almeno se lui può, almeno di dire: lasciatemi in pace, sto bene, lasciatemi che mi prenda il mio tempo, ecco, basterebbe sapere che sta bene e che non ci siano altre motivazioni molto più inquietanti, ecco. Ecco sì, da qui vediamo meglio i mezzi dei vigili del fuoco, evidentemente i sub stanno scandagliando delle vasche, essendoci la striscia bianca e rossa probabilmente qui dietro c'è una cisterna, però non c'è ancora nessuna traccia del 78enne, un professionista stimato, conosciuto in tutta Italia per le sue consulenze tecniche sugli autovelox e le sue battaglie legali contro quelli ritenuti irregolari, lo cercano tutti da giorni nelle campagne fra Rosà e Tezze sul Brenta, e allora la domanda sorge spontanea: qualcuno poteva voler male ad Antonio Menegon? Si è allontanato volontariamente oppure è stato ucciso? C'è tutta una serie di elementi che fanno crescere i dubbi. Innanzitutto ha lasciato tutti i suoi effetti personali sulla scrivania del suo ufficio, quindi il cellulare, il portafoglio, le chiavi del furgone con cui si muoveva. Poi c'è un precedente, qualche mese fa avevano dato fuoco alla sua auto parcheggiata proprio qui vicino alla sua galleria d'arte. Certo è che proprio lui aveva contribuito al sequestro di decine di autovelox ritenuti non omologati, quindi una questione davvero delicata che va a toccare diversi interessi economici e amministrativi rilevanti. Dunque una figura molto esposta, e questo è davvero un giallo in piena regola. La famiglia non si dà pace, come dicevo le indagini proseguono, non ci sono novità e finché non verrà ritrovato ogni pista rimane aperta. Ovviamente chiunque l'avesse visto è invitato a contattare le forze dell'ordine. E da Rosà è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Nancy Galdi con Andrea Benetti per la parte tecnica. Linea alla regia, ora per la pubblicità. Ci rivediamo tra pochissimo ancora con notizie di cronaca dal Veneto. A tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Si è dichiarato innocente di fronte ai giudici venezuelani il 35enne accusato dell'omicidio di Vincenza Saracino, avvenuto a Canizzano, Treviso, nel 2024.
Si è professato innocente respingendo l'accusa di essere un omicida. Luigi Nasato, il 35enne a processo in Venezuela per la morte della 50enne Vincenza Saracino, uccisa con 5 coltellate e trovata senza vita in un casolare abbandonato a Canizzano il 2 luglio del 2024. Nel corso dell'ultima udienza Nasato ha dichiarato di fronte alla Corte di non essere un assassino, ha dunque ribadito la posizione tenuta fin dall'inizio, sostenendo di essere estraneo al delitto e di esserne ingiustamente incolpato. Di contro, l'impianto accusatorio della procura è solido, un elemento per tutti il DNA del 35enne trovato sotto le unghie della donna e sulla sua bicicletta. Ma sull'intero iter giudiziario pesano anche le mutate condizioni politiche nel paese sudamericano, in preda all'incertezza a più livelli. Nasato era stato arrestato alla fine di quell'estate dall'Interpol non lontano da Caracas. Nel marzo di un anno fa il rifiuto delle autorità locali di estradarlo in Italia, avendo lui la doppia nazionalità italiana e venezuelana. Ed ancora cronaca, torniamo a Cavarzere nel Veneziano dove un 43enne ha tentato di dare fuoco alla moglie non riuscendovi solo grazie all'intervento del figlio. Il 1° gennaio un 43enne di origine albanese residente a Cavarzere ha cosparso il pavimento della cucina di casa e la moglie di liquido infiammabile tentando di darle fuoco al termine di una lite domestica. Solo grazie all'intervento del figlio minorenne quel gesto non si è trasformato nell'ennesimo femminicidio. L'allarme del minore che, approfittando di un momento di distrazione del padre, è riuscito a sottrargli l'accendino e a prendere tempo fino all'arrivo dei carabinieri, è scattato attraverso la centrale operativa che ha inviato i militari nell'abitazione. Secondo quanto ricostruito, il 43enne in evidente stato di agitazione avrebbe prima minacciato di morte la donna, poi cosparso col liquido infiammabile sia gli abiti che lei indossava sia il pavimento della cucina, non riuscendo nel suo intento grazie al ragazzo. Secondo quanto accertato dai carabinieri, non era la prima volta che il 43enne si rendeva protagonista di episodi di violenza nei confronti della compagna. In precedenza, però, non erano mai state sporte denunce. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno arrestato il 43enne con l'accusa di tentato omicidio e su disposizione dell'autorità giudiziaria trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. Sconcertato il sindaco Munari che commenta. Un gesto, chiamiamolo così, eroico da parte di questo ragazzino minorenne che è riuscito a salvare la mamma e ad evitare ovviamente conseguenze molto più tragiche. Non voglio e non vorrei che il nome di Cavarzere venisse affibbiato questa nomea di una città dei femminicidi e quindi qualora e quando, e mi auguro ci sarà a breve un processo penale nei confronti di questo soggetto, è mia intenzione costituire parte civile, ovviamente chiedere un risarcimento per i danni d'immagine alla città di Cavarzere ed eventualmente investire questa somma ottenuta a titolo di risarcimento per dei progetti sociali e dei progetti di reinserimento per le vittime di violenza. Il comune di Cavarzere negli ultimi anni si è fatto promotore di una cultura che contrasta e previene la violenza di genere dopo la morte a bastonate di Mayla Beccarello, uccisa 7 anni fa a 37 anni dal marito. Da quel momento ancora di più come amministratori ci siamo sensibilizzati per cercare di monitorare sempre con più attenzione sul nostro territorio queste situazioni potenzialmente drammatiche e mettere in atto tutte quelle che sono le procedure di prevenzione a partire dallo sportello antiviolenza dedicato appunto a Mayla e che vuole essere il supporto il primo fronte per dare voce e aiuto a queste donne che sono sottoposte a queste miserabili forme di violenza. Questa volta non è andata male come la precedente, però comunque lascia sempre il segno questa tragica violenza contro le donne. Nel Padovano, con l'inchiesta aperta per la morte di Fabrizio Braghetto, il trasportatore prima vittima del lavoro nel 2026. Una tragica fatalità o un malore. Cosa sia accaduto a Fabrizio Braghetto, prima vittima sul lavoro del 2026, verrà chiarita dalla Procura di Padova, che ha aperto un fascicolo per dare risposte ai familiari del 65enne di San Giorgio delle Pertiche, morto lunedì dopo essere scivolato dentro un compattatore della carta all'esterno dell'azienda Rizzato Calzature Megastore di Borgorico. La Procura vuole anche chiarire se ci siano anche delle responsabilità per la morte del trasportatore e nelle prossime ore dovrebbe affidare anche delle consulenze in attesa di conferire l'incarico
l'incarico per l'autopsia sul corpo del 65enne. L'ipotesi su cui indaga la procura potrebbe essere quella di omicidio colposo. I familiari hanno appreso dai social dell'infortunio mortale e lunedì pomeriggio sono corsi in via dell'Industria a Borgorico. Nessuno dell'azienda li aveva avvisati. Fabrizio Braghetto era andato in pensione ma era tornato a lavorare saltuariamente per l'Arizzato con le mansioni di trasportatore. Cosa sia accaduto lunedì al vaglio dello Spisal e dei Carabinieri? A dare l'allarme sono stati i colleghi di Braghetto che hanno visto il suo camion vicino al compattatore della carta. Il 65enne era scivolato all'interno, le ferite e i traumi sono stati letali. E tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Pozzonovo, nel Padovano, dove un ultraleggero è precipitato in un campo. Erano circa le 14:30 quando l'ultraleggero si è schiantato a terra nel campo del centro cinofili di Pozzonovo. Attimi di paura, quelli vissuti dal pilota che si è salvato per miracolo. L'uomo, residente ad Albignasego, è rimasto incastrato tra le lamiere del velivolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco arrivati sul posto del distaccamento di Este. Il pilota ha riportato delle ferite non gravi ed è stato portato in ospedale a Padova per le cure. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Conselve per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'impatto al suolo vicino all'aviosuperficie Colli Ugani in un campo del centro cinofili di Pozzonovo. Prima l'ultraleggero aveva anche centrato un albero. Restiamo nel Padovano con la spaccata in un negozio di biciclette a Cittadella. Ladro solitario assalta il negozio utilizzando un furgone come ariete. Tra danni e furto attorno ai 100.000. 100.000 euro di bici rubate e di danni provocati dal furgone che vedete in retromarcia mentre sfonda la vetrina del negozio Brain Cycles di Cittadella. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne del negozio raccontano i 7 minuti della razzia. Un colpo riuscito al ladro solitario. Eccolo mentre arriva con il furgone da cantiere. Prima in retromarcia spinge i grossi blocchi di pietra messi davanti alla saracinesca e poi, sempre in retromarcia, usando il furgone come un ariete, sfonda l'entrata del negozio e fa razzia di biciclette sportive. 15 bici rubate, una 15-20 molto danneggiate, alcune anche da buttare proprio, irrecuperabili. Le vetrate, l'inferriata gli è caduta sopra e il furgone ci è passato sopra, sono maciullate da buttare. È un duro colpo veramente, speriamo di riuscire a recuperare in fretta e dare di nuovo un buon servizio ai nostri clienti e via si riparte. L'amarezza di Paolo Tonellotto, il titolare del negozio. Questa è la seconda spaccata in 4 anni e nemmeno le protezioni come i blocchi di pietra hanno fermato il ladro che ha agito indisturbato e in pochi minuti. È gente che ci sa fare, non sono improvvisati, lui era anche da solo, infatti è stato veramente, era del mestiere. I carabinieri arrivati sul posto, non appena l'allarme collegato alla centrale è scattato, hanno tentato di fermare il ladro che però è fuggito dal cancello sul retro e si è dileguato nel buio delle strade di campagna. Ed è riuscito a correre incontro al furgone, al ragazzo che stava scappando, al ladro che stava scappando, però non è riuscito a fermarlo. Però comunque bravi perché sono arrivati praticamente subito. Lui era ancora qua ed eravamo al 7° minuto della spaccata, insomma, quindi veramente bravi i carabinieri. Le immagini delle telecamere però potrebbero essere utili per identificare il colpevole. Ed ancora nel Vicentino a Nove, dove i genitori dei ragazzi che hanno causato l'incendio al patronato si sono fatti avanti per risarcire i danni, ma cresce la preoccupazione anche per gli atti di vandalismo ai danni della mostra fotografica in Viale della Memoria e scatta una seconda denuncia. Non solo l'incendio al centro parrocchiale, a Nove negli ultimi giorni c'è stato anche un altro brutto episodio di vandalismo, danneggiate le foto della mostra fotografica allestita lungo il Viale della Memoria e non è escluso che i responsabili siano gli stessi. È la terza volta che avviene questo tipo di reato e abbiamo deciso quest'anno di intervenire, di andare a denunciare l'atto perché riteniamo che non sia più accettabile un atteggiamento del genere, un comportamento del genere. Ritengo che i 2 episodi, quello della parrocchia e quello del Viale della Memoria, siano episodi collegati tra di loro
con gli autori che riteniamo siano gli stessi. Un'altra denuncia dunque dopo quella presentata ai carabinieri dal parroco di Nove, Don Luigi Schiavo, per quanto accaduto la sera del 1° gennaio nel patronato. I danni sono evidenti, le fiamme e il fumo hanno annerito le pareti e il soffitto, i bagni sono fuori uso, compromessi anche gli impianti elettrici e le condotte del gas. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza i responsabili sono stati individuati. Sono dei giovanissimi, non hanno ancora raggiunto la maggiore età, i nominativi appunto sono stati denunciati. Giovanissimi, dunque non ancora maggiorenni, le famiglie si sarebbero rese disponibili a risarcire i danni, ma non è questo il punto, dicono in paese, dove tra amarezza e delusione cresce anche la preoccupazione. Questi ragazzi non hanno più la percezione del pericolo, non hanno più la percezione della paura e sembra che sia tutto come in un videogioco che si resetta e si ritorna tutta alla normalità. Purtroppo non è così e dobbiamo intervenire in maniera più precisa e mi viene da dire anche più pesante, perché non si può più sostenere questo tipo di vandalismo. Il 31 dicembre ha chiuso i battenti il centro di accoglienza per i migranti di Onè di Fonte nel Trevigiano. Molte le persone che hanno bussato alla porta del sindaco per chiedere una sistemazione, un carico economico e di lavoro che ha messo in forte difficoltà il comune. La foto del tavolo della giunta di Fonte è l'immagine simbolo di quanto accaduto nel comune trevigiano nell'ultimo periodo. È stata scattata lo scorso 31 dicembre. Colori, disegni, qualche biscotto per i bambini del centro di accoglienza straordinaria di via San Nicolò, che quel giorno è stato chiuso definitivamente dopo anni di polemiche e scontri politici. Sul tavolo della giunta quel giorno abbiamo dovuto accogliere un paio di famiglie con dei bambini minori che avevano cessato la loro possibilità di stare all'interno del CAS. È stata data comunicazione che non avevano più titolo di stare dentro e i servizi sociali sono attivati subito. Il centro migranti ora è vuoto, tutto tace. I 75 richiedenti asilo che ospitava se ne sono andati, ma non tutti in verità. Alcuni con residenza a Fonte hanno bussato alla porta del sindaco. Quando un ospite non ha più titolo di stare al suo interno, avendo la residenza nel comune dove è ospitato il CAS, cioè in questo caso a Fonte, ricadono sul welfare sociale. Abbiamo avuto diversi casi dove di fatto mamme con bambini fragili, disabili, non potendo sostenersi autonomamente, si sono ritrovati a doversi affacciare alla nostra porta. E quindi questo da solo non ce l'avrei mai fatta, perché si parla davvero di spese. Una comunità di mamma per bambino, dico sempre, sono 90 euro circa al giorno per minore e per maggiorenni sono 45 euro al giorno. Moltiplicatelo per il numero di giorni che ci sono in un anno e viene fuori una cifra che supera, per noi è stata superiore ai 200.000 euro. Una spesa enorme che Fonte ha potuto sostenere soltanto grazie al contributo della conferenza dei sindaci. Ma il primo cittadino denuncia: siamo in emergenza, il Ministero non può lasciarci soli. Abbiamo bisogno che il Ministero, quando ci sono questi casi qui, non ci lasci solo, ma che davvero ci dia la possibilità e fondi per poter sopperire a queste esigenze. A Rovigo, ora, dove è stato inaugurato questa mattina il nuovo carcere minorile negli ex spazi del carcere maschile della città. Alla cerimonia il sottosegretario Andrea Ostellari e il presidente della Regione del Veneto Stefani. Vediamo in collegamento la nostra Valentina Visentin. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Rovigo, è stato inaugurato oggi ma sarà operativo intorno a Pasqua, quindi per aprile, il nuovo istituto penitenziario minorile che ospiterà gli ospiti attualmente detenuti a Treviso, ma gli spazi sono aumentati, ci sono 31 posti, quindi una struttura molto più ampia con spazi dedicati anche allo studio e alle attività di formazione dei ragazzi detenuti. Qui saranno impiegati anche 50 agenti, una struttura che deve diventare un modello
fratello ed è la terza aperta in Italia, ha detto il sottosegretario Andrea Ostellari, che ha detto che verrà chiamata Antonio Vivaldi. Ma qui con noi c'è il presidente del Veneto Alberto Stefani, che ha fatto un annuncio importante, una notizia che riguarda l'aspetto di recupero giovanile, con una struttura che verrà presto aperta in Veneto. Di che tipo di struttura stiamo parlando? È una struttura di recupero ad alto impatto sanitario e questa struttura assolverà la funzione di poter integrare all'interno di appunto questa struttura soggetti, quindi figure che hanno commesso un reato, che hanno subito un procedimento penale, quindi sono o in custodia cautelare o in esecuzione della pena, e ovviamente ragazzi che fanno parte di quelle tante notizie di cronaca che anche voi più volte giustamente segnalate, legate ovviamente alla criminalità giovanile. Un fenomeno in continua crescita che deve trovare delle risposte chiare e concrete da parte della politica, da parte della giustizia, e noi oggi siamo qui anche per questo. Nel corso delle prossime settimane potremo dare notizie di carattere ufficiale in relazione a questa struttura, che andremo ovviamente a realizzare, e sarà una risposta concreta, una prima risposta concreta a un fenomeno increscioso, fastidioso e in continua crescita come quello della criminalità giovanile, che però ha necessità di trovare delle risposte anche di questo tipo di soluzioni. Una struttura ad alto impatto sanitario, diceva, e che deve avere appunto come risposta tempi brevi, e quindi la Regione è già al lavoro. Assolutamente sì, e soprattutto dobbiamo ricordare che l'80% di questi soggetti che dovrebbero quindi essere seguiti nella fase di custodia cautelare o nella fase a maggior ragione di esecuzione della pena oggi non hanno questo tipo di trattamento, e troppo spesso i fenomeni di cronaca dimostrano che poi sono gli stessi ragazzi che commettono ulteriori reati. Quindi per spezzare la catena del crimine c'è bisogno di trovare soluzioni di questo tipo, poterle individuare già dei posti durante la fase di custodia cautelare, soprattutto in fase di esecuzione della pena. Ringraziamo il presidente del Veneto Alberto Stefani. La linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentin. Andiamo ora a Venezia, dove sono giorni di angoscia e speranza per la famiglia del cooperante veneziano ancora in prigione a Caracas in attesa di notizie dal Venezuela. Intanto la mobilitazione per chiedere la liberazione di Alberto fa tappa oggi a Mestre. Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione, perché ogni parola sbagliata potrebbe compromettere la liberazione di Alberto. Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà di questi momenti. Attraverso una nota dell'avvocato Alessandra Ballerini, la famiglia Trentini chiede rispetto massimo e silenzio, specificando che sono giornate di angoscia e speranza, nell'auspicio di poter al più presto riabbracciare il loro caro, il cooperante veneziano originario del Lido di Venezia, Alberto Trentini, detenuto da oltre un anno in Venezuela dal 15 novembre 2024, senza alcuna accusa formale. Intanto la mobilitazione di piazza continua spontanea, dai centri sociali ai coordinamenti studenteschi, dal laboratorio Pandora al Partito Democratico. Giovedì alle ore 18 in via Palazzo a Mestre la mobilitazione chiederà la democrazia e un intervento urgente per riportare a casa il cooperante del Lido. Imprigionato a Caracas, il coordinatore nazionale di Articolo 21 Giuseppe Giulietti, giornalista veneziano, è sempre al fianco della famiglia anche in questi momenti. Maduro, un dittatore intollerabile e insopportabile, è stato bloccato, ma adesso a noi interessa la sorte dei detenuti, migliaia di detenuti, e tra questi non dimentichiamolo mai Alberto Trentini, il cooperante veneziano da mesi e mesi fermo nel carcere. Prudenza, silenzio e preghiera per i genitori di Alberto, che nel giorno dell'Epifania, come ogni domenica, hanno partecipato con intensità, dignità e discrezione alla Santa Messa officiata da Don Renato Mazzuia, in cui si è pregato anche per la liberazione di Alberto. Sono ore preoccupanti, angoscianti, anche a casa Trentini, perché non sanno quello che potrà accadere di momento in momento e arrivano notizie contraddittorie. Noi possiamo fare una sola cosa: continuare a chiedere la liberazione di Alberto e abbracciare fortissimamente, proprio in questo momento, mamma Armanda e papà Ezio. Più
sicurezza per gli autisti e un piano di prevenzione per le situazioni più a rischio. In prefettura Treviso il presidente della MOM, Giacomo Colladon, dopo il grave episodio accaduto il 21 dicembre scorso in seguito al derby di calcio Treviso-Mestre. Sono trascorse più di 2 settimane dal grave episodio che ha visto coinvolto un autista della MOM dopo il derby calcistico Treviso-Mestre, nel quale l'autista condusse alla stazione il bus dei tifosi mestrini, nonostante le aggressioni di questi ultimi e i tentati assalti dall'esterno di quelli trevigiani. Un fatto che avrebbe potuto portare a conseguenze gravissime e a seguito del quale si sono mossi sia i sindacati sia lo stesso presidente della MOM per chiedere maggiore sicurezza. Nei giorni scorsi l'incontro con il questore, in mattinata quello con il prefetto. Noi abbiamo chiesto al prefetto e al questore che situazioni del genere ovviamente devono essere monitorate in maniera diversa, soprattutto perché io sono il datore di lavoro di tantissimi autisti, 440 autisti, e quindi ho la responsabilità anche della loro incolumità e quindi bisogna trovare delle soluzioni diverse che garantiscano la sicurezza di chi fa un servizio di questo tipo. Risposte che il Presidente si attende anche in modo rapido. Le risposte ce le daranno, ovviamente oggi è il primo giorno dopo le festività e quindi sicuramente le risposte per i professionisti dell'ordine pubblico ce le daranno in maniera veloce. Il tenente colonnello De Luca dei Carabinieri è presente su questa cosa, ha partecipato più volte anche a informative con gli autisti, quindi siamo già su una linea ben predefinita dalle forze dell'ordine. L'occasione della visita è stata anche quella di dare un riconoscimento all'autista che ha condotto in modo esemplare il bus in stazione, evitando guai maggiori. Poteva andare malissimo, l'autista ha fatto delle cose giuste e non è da tutti, ha portato in stazione 70 persone che in quel momento avevano ovviamente intenzioni diverse e questo sicuramente è stato un fatto importante per l'ordine pubblico, quindi il prefetto ha voluto manifestare questo aspetto che è stato un aspetto importante per la sicurezza della città. L'atto è successo a Santi 40 e ha detto al prefetto e anche al questore che da Santi 40 arrivare fino alla stazione è stato molto più lungo che arrivare a Padova. E continuiamo con la cronaca da Treviso perché in queste ultime settimane gli esercizi commerciali sono nel mirino. Questa notte l'ennesimo colpo con una spaccata al locale del Sud fruttissimo all'Estiore adiacente al supermercato Panorama e ieri nel mirino era finita il negozio Spigadoro in Viale della Repubblica. Vediamo. Verso le 2 mi è suonata l'allarme, mi ha chiamato la sicurezza dicendomi che era stata sfondata la porta d'ingresso, al che io sono tornato subito in negozio e purtroppo ci siamo accorti appunto del buco che era stato fatto. Porta automatica sfondata, probabilmente con una sedia presa da uno dei plateatici dei locali vicini, l'ennesima spaccata a un'attività commerciale della città sabato sera al negozio Spigadoro di Viale della Repubblica, dove il ladro solitario ha ben presto dovuto desistere dal suo intento. Appena entrato è suonata l'allarme, è uscito ed è scappato via. Non ci sono stati per fortuna furti all'interno, purtroppo il danno quello c'è e tutto quello che ne va dietro. Tra Natale, Capodanno ed Epifania i colpi sono stati quasi una decina, con ladruncoli spesso e volentieri già noti alle forze dell'ordine a caccia dei fondocassa, qualche centinaio di euro, a volte solo spiccioli. In strada Ovest è intervenuta la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio e un nome già ci sarebbe. Spigadoro già presa di mira dai malviventi in passato, in particolare nell'area caffetteria. L'ennesima incursione non fa stare tranquilli. Adesso tutto sommato insomma la porta c'è, però il pensiero ogni sera rimane costante, ecco. Ladri che arraffano tutto, anche i salvadanai con le mance per i dipendenti, come è successo all'osteria dalla Gigia di Vicolo Barberia, a 2 passi da Piazza dei Signori, con la titolare Tosca Abusato che, oltre a denunciare l'episodio, ha anche pubblicato sui suoi canali social il video del furto, con l'autore del colpo entrato nel locale a volto scoperto impugnando una forbice usata per tagliare il cordoncino che teneva legato il maialino di ceramica al bancone.
situazione. L'ho pubblicato più che altro per i miei vicini e colleghi, e perché riconoscendolo dal volto possono appunto prendere dei provvedimenti se lo vedranno. Bisogna smetterla, bisogna cercare di dare uno stop a questi personaggi che pur con telecamere e venendo poi riconosciuti girano per la città tranquillamente, senza paura, senza nessun pensiero, e bisogna iniziare ad agire, a fare qualcosa, perché oggi è una forbicina, domani magari entra con qualcosa di più pericoloso, e quindi è giunto il momento di fare qualcosa. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ancora cronaca, ha rimosso il lucchetto e poi si è allontanato velocemente in sella ad una bici elettrica dal valore di 4.000 euro il giorno della vigilia dell'Epifania a Treviso. Il tutto sotto gli occhi di alcuni testimoni e dello stesso proprietario del mezzo. Sono state proprio le loro indicazioni a consentire agli agenti delle volanti di individuare in poco tempo il presunto responsabile del furto, un noto pluripregiudicato 28enne trovato dalla polizia mentre tentava di nascondersi nei pressi della sua abitazione a Silea. Gli agenti hanno poi recuperato la bici rubata che era stata nascosta sul retro dello stabile. Il 28enne è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per violazione del foglio di via emesso dal questore di Treviso nel febbraio dell'anno scorso. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida. Il GIP ha disposto la misura del divieto di dimora nel comune di Treviso. Ed ancora dalla Marca, sparito il cibo per i poveri raccolto nella chiesa di Biadene di Montebelluna. Il parroco si rivolge al responsabile: se hai bisogno chiedi, non rubare. Non ha fatto nemmeno in tempo a depositare dentro questo scatolone la spesa che aveva fatto per i più poveri che le 2 borse sono letteralmente sparite, portate via da un uomo. Protagonista una parrocchiana della chiesa di Biadene di Montebelluna per un fatto accaduto qualche giorno fa e alla quale non è restato altro che raccontare tutto al parroco Don Davide Frassetto, che innanzitutto, in relazione proprio alla situazione, lancia un messaggio ai parrocchiani. E spero che non ci scoraggiamo di fronte a qualche episodio così che magari nell'immediato non aiuta. Intanto lo scatolone servirà solo di rappresentanza e a garanzia dei benefattori i prossimi generi alimentari saranno depositati in canonica. Del resto, sottolinea Don Davide, chi ha compiuto il gesto sarebbe lo stesso che in più occasioni ha sottratto le offerte per le candele, almeno stando ai filmati delle telecamere interne. Piccoli furti, certo, segno di una situazione difficile, forse anche di tanta solitudine. Per questo il parroco si rivolge direttamente a chi si è portato via le offerte per i bisognosi. Facciamo sapere che se c'è qualcuno che ha bisogno, il centro di ascolto della Caritas sia di Biadene che di Montebelluna sono disponibili ad aiutare, insomma ci mancherebbe. E conclude Don Davide, sono sicuro che comunque nella nostra comunità, nonostante furti e sottrazioni, non mancherà mai la solidarietà. Credo che sia importante non arrendersi di fronte a queste cose e continuare nello stile della generosità. In tribunale a Treviso ora con Daniela Sizzia che ci aggiorna sulle ultime novità nell'ambito del processo per il crack di Veneto Banca. A te Daniela, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, davvero ultima fase conclusiva di questo processo che è durato tantissimo. Si tratta in questo caso della bancarotta di Veneto Banca. 10 gli imputati per 8 oggi si attende o meno il rinvio a giudizio, ovviamente a stabilirlo il giudice, che non è ancora rientrato in aula in corte d'assise. Per 2 invece che avevano richiesto il rito abbreviato ci sarà la sentenza. Per quanto riguarda appunto le 2 persone, i 2 imputati che aspettano la sentenza, ci sono Francesco Favotto e Romeo Feltrin. Per loro il pubblico ministero aveva chiesto 2 anni e 2 mesi, 2 anni e 8 mesi per i 2 imputati. In aula c'è soltanto Favotto assistito dall'avvocato, mentre gli altri imputati non sono in aula oggi. Attesa davvero a minuti ormai questa sentenza importante. Insomma, qualche avvocato dice troppo tempo, insomma qualcosa fa pensare per il peggio, ci dice un avvocato, però ovviamente è tutto da attendere.
una Camera di Consiglio lunghissima, perché il giudice avrebbe dovuto fare rientro a mezzogiorno, invece ancora non è rientrato. Dovrebbe essere ormai davvero una questione di minuti per capire se 8, tra cui ovviamente anche Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato e direttore generale dopo di Veneto Banca, andranno o meno a processo, e per 2, come vi dicevo, che hanno chiesto il rito abbreviato, invece ci sarà la sentenza. Quindi attesa, davvero molto attesa questa decisione del giudice. Sono tutti in aula, in corte d'assise. Marta, appena avrò la sentenza ti richiederò la linea dal tribunale, tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Noi restiamo a Treviso con il duro faccia a faccia tra l'amministrazione del nuovo gestore dei parcheggi, che promette di sistemare tutte le criticità che si sono verificate nell'ultimo periodo. Sentiamo. Insieme all'assessore De Checchi abbiamo incontrato i vertici dell'azienda, li abbiamo richiamati su quella che deve essere la qualità del servizio, sulla disponibilità degli orari, soprattutto consapevoli che magari i primi giorni del rinnovo degli abbonamenti ci sarebbe stato più afflusso, però abbiamo avuto garanzie sull'incremento degli orari e sull'implemento anche del personale, e soprattutto nelle prossime settimane verranno ripristinati le numerazioni dei parcheggi mancanti, così come la sostituzione di tutte le colonnine come previsto dal contratto. L'inizio per il nuovo gestore della sosta non è stato certo dei migliori, tra colonnine non funzionanti, app che non permetteva i pagamenti, uffici chiusi e caos rinnovo dei contratti. Il sindaco ha voluto prendere in mano la situazione e confrontarsi con SIS, che ha promesso di rimediare ad ogni mancanza. Duro il faccia a faccia in mattinata in una videochiamata dai toni anche accesi. Siamo partiti con il piede sbagliato, però la volontà di entrambi francamente è quello di recuperare, quindi se ci sono stati dei disservizi per i cittadini sono il primo a scusarmi, l'obiettivo è che non succeda più. Serve ancora tempo comunque per l'adeguamento dell'app e del pagamento composto carta di credito, e serviranno un paio di mesi per sostituire tutte le colonnine. E mi preme sottolineare che il mancato funzionamento di alcune colonnine riguardava 5 colonnine su 52, quindi è vero che c'è stato un problema al sistema, è altrettanto vero che riguardava 5 colonnine e non la totalità del sistema. Anche da questo punto di vista, una volta completato tutto l'iter, le colonnine verranno tutte sostituite. Infine la questione tariffaria. I residenti abbonati del centro che hanno pagato una cifra superiore è perché hanno scelto il pagamento mensile. Abbiamo lavorato su più fasce, l'abbonamento semestrale e annuale, che è quello utilizzato dalla quasi totalità dei residenti, è rimasto invariato. C'è stato un leggero aumento per chi invece utilizza la modalità mensile o bimensile, quindi voglio dire abbiamo fatto una scelta su scala temporale più lunga proprio per favorire i residenti. 6 mesi e un anno la tariffa è rimasta invariata. Fuori la politica dagli ospedali, l'attacco del PD a Treviso dopo la calza dell'Epifania donata ai bimbi della pediatria dell'ospedale da una delegazione di Fratelli d'Italia. La replica, strumentalizzazione. Personalmente, da padre e da nonno, sono ben felice se ieri ho regalato un sorriso a dei bambini che hanno passato un'epifania diversa. Questo era il senso del gesto, questo è come io lo intendo e come l'ho vissuto e come Fratelli d'Italia l'ha voluto. Spegne così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale Guido Bertolazzi le critiche che il PD ha sollevato nei confronti dell'iniziativa messa in campo da alcuni meloniani il giorno dell'Epifania, ovvero la visita al reparto di pediatria del Cafoncello, dove sono state consegnate ai piccoli ospiti delle calze tricolori, chiaro simbolo politico, dicono a sinistra. La trovo una polemica estremamente sterile, priva di fondamento. Mi viene quasi a sorridere se non fosse per la natura, e mi viene a pensare che forse hanno paura che vogliamo rubare il lavoro a loro, che sono bravissimi nella strumentalizzazione politica. Noi non abbiamo bisogno di questo tipo di propaganda, forse loro sì. Calze tricolori, insomma ce n'erano anche di rosse, e posso garantire che non eravamo lì a far propaganda per il PD. C'era la fascetta tricolore, sì, ma il tricolore non è il simbolo di Fratelli d'Italia, il tricolore è il simbolo di tutti gli italiani, o meglio, perlomeno di quelli che credono
nei valori dell'Italia e nei valori che la nostra bandiera rappresenta. Di tutt'altre idee il circolo trevigiano del Partito Democratico, che ribadisce con forza la natura politica dell'iniziativa, che ha visto coinvolti la presidente del circolo di Fratelli d'Italia Marina Bonotto, il vicepresidente Luca Cogo, la militante Marta Leibanti, Claudio Borgia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, ed i consiglieri comunali Guido Bertolazzi, Davide Acampora e Carlo Alberto Correale. Se fossero andati singolarmente a portare delle calzette senza farsi la foto, peraltro in posa davanti all'ospedale, credo che la strumentalizzazione sia proprio loro con tanto di foto. Questo lo trovo molto grave e offensivo per le persone che stanno male. La critica della strumentalizzazione è quindi rimandata al mittente. E io lo trovo gravissimo questa strumentalizzazione, perché si può fare una donazione personale andando a trovare dei bambini, ma farlo anche con tanto di spot è grave e soprattutto non rispetta la situazione in cui si trovano questi bambini, che sicuramente è una situazione molto difficile, per cui io spero che non ci sia stata un'autorizzazione da parte dell'ospedale, ma credo che non ci sia stata, e questo mi pare veramente molto sgradevole e anche antipatico per le famiglie, anche se il gesto di per sé è un buon gesto, però non si fa con una sigla politica, bisogna rispettare le persone che stanno male e soprattutto i bambini. E polemica in Consiglio Comunale anche a Venezia sulla conversione turistica dell'area della Giudecca. Tra maggioranza e opposizioni, tensioni anche per le tante richieste di alberghi che si ampliano comprando le case vicine. Invitiamo la città a dire che questa città non si svende, questa città non è un B&B, questa città non è un albergo. L'ex Scalera deve andare alla città, deve andare ai residenti. Assemblea sociale per la casa, consulta civica per la casa e OCCIO, osservatorio civico sulla casa e la residenza hanno già lanciato la mobilitazione per il 15 gennaio, quando il Consiglio Comunale di Venezia affronterà il primo tema politico di rilievo del nuovo anno. Quale deve essere il destino dell'area dell'ex Scalera alla Giudecca? Ospitare case e un parco pubblico come da progetto originario o essere occupato per la maggior parte da camere d'albergo e spazi per il relax dei turisti? La differenza tra i due progetti è stata illustrata dagli attivisti di OCCIO. La parte verde dovrebbe essere spazio pubblico, mentre quello arancione potrebbe rimanere al privato. Nel progetto vediamo come sostanzialmente passi tutto, in larga parte, al privato. Ci si domanda invece il comune cosa fa per tutelare l'interesse pubblico. La monocultura turistica in cui è finita Venezia ha pervaso ogni aspetto della città, al punto che anche le prossime battaglie politiche di un consiglio comunale, che peraltro si avvia a fine mandato, non potranno che vertere sullo stesso argomento. La divisione tra chi definisce di rigenerazione i progetti d'apertura di nuovi alberghi o l'ampliamento dei vecchi e chi invece ricorda che sul territorio comunale del capoluogo di Regione del Veneto sono già attivi più di 80.000 posti letto turistici. Vediamo che non sia possibile accettare sempre che interventi di rigenerazione urbana che vengono proposti in città siano solo quelli legati al tema del turismo, solo quelli legati alla ricettività come giustificazione, come motivazione che porta una sostenibilità economica. Si allarga l'ombra lunga dei Fassi in Veneto, indagine dell'Istituto Sanitario Superiore verso la fine dell'inchiesta della Procura sulla superstrada pedemontana veneta di Il Bassanese. Sui PFAS il Veneto continua a fare i conti con una contaminazione che riguarda acqua, suoli e salute delle persone. La Regione ha affidato all'Istituto Superiore di Sanità 3 anni di analisi per capire quali effetti abbiano avuto nel tempo queste sostanze chimiche resistenti e bioaccumulabili sul sangue e sull'organismo dei residenti, non solo nelle storiche zone rosse, ma in un'area più vasta. L'Alto Vicentino e il Bassanese si interrogano preoccupati sui PFAS dopo l'inchiesta della Procura, che vede indagati tecnici e responsabili per l'utilizzo di materiale potenzialmente contaminato nei cantieri della Pedemontana. L'ipotesi è che siano stati impregnati siti di stoccaggio col materiale inquinato degli scavi. Non ci sarebbero stati adeguati controlli. Un'ipotesi pesante perché riguarda un'infrastruttura che attraversa comunità, falde e corsi d'acqua, con un interrogativo che preoccupa, come detto, i cittadini dell'Alto Vicentino e del Bassanese,
Quei materiali possono aver esteso la contaminazione e quali rischi corrono oggi i cittadini? L'Istituto Superiore di Sanità studierà nel dettaglio l'esposizione cumulativa delle persone, non solo quanta sostanza è presente nel sangue, ma per quanto tempo e in quali fasi della vita si è stati esposti. Nel frattempo aumentano preoccupazione e rabbia. I comuni chiedono dati chiari, le associazioni invocano trasparenza e controlli immediati nei tratti della pedemontana interessati dall'inchiesta della Procura. Intanto resta aperta una domanda: quanto a lungo pagheranno il costo ambientale e sanitario dei PFAS e soprattutto chi ne risponderà? L'inchiesta della Procura è addirittura d'arrivo, poi comincerà la fase processuale. Ed ora le storie di Emma e Filippo, pazienti dell'Hospice Pediatrico di Padova, che grazie alle cure hanno realizzato il sogno di andare all'università. Intanto sono stati affidati lavori per l'ampliamento della struttura hub per le cure palliative in Veneto. Avere dei tipi di cure che potessero gestire tutto ciò che sono le problematiche relative a una malattia come la mia e averle sotto controllo e saperle gestire nell'emergenza ha fatto sì che io, oltre che vivere nel vero senso della parola, potessi anche poi effettivamente avere degli interessi, esprimermi, avere dei sogni e quindi andare avanti con la mia vita come fa qualunque altro essere umano. Emma e Filippo sono due giovani veneti che sono stati pazienti fin dall'infanzia dell'Hospice Pediatrico di Padova e nonostante la loro malattia sono riusciti a studiare e a realizzarsi nella vita. Filippo, residente a Vittorio Veneto in provincia di Treviso, è un grafico freelance e studente di beni culturali a Ca' Foscari a Venezia. È appena tornato da Dubai, dove è andato in viaggio con sua sorella, perché viaggiare per lui è una vera passione. Sfidare me stesso, se posso viaggio tanta stanza. Emma è laureata in filosofia a Padova, ora sta studiando semiotica a Bologna. Nel suo futuro vorrebbe proprio usare questa materia per abbattere gli stereotipi sulla disabilità. Molto spesso, proprio perché ci sono sempre state anche delle barriere nel mondo vere e proprie, le persone con disabilità non sono state molto bene spesso integrate in ciò che è la società. Questo comporta sempre una visione della disabilità come se fosse qualcosa di diverso o comunque alieno, quando in realtà fa parte e farà parte della vita di tutti prima o poi. Il nuovo Hospice Pediatrico di Padova giunge al traguardo, quindi è stato deliberato alla vigilia di Natale l'affidamento dei lavori dopo che la Fondazione La Miglior Vita Possibile aveva donato il progetto esecutivo della nuova casa dei minori sottoposti a cure palliative, un'opera già finanziata per oltre 10 milioni di euro. La prima pietra dovrebbe essere posata entro 6 mesi. È un grande impegno da tutti i punti di vista, etico, civile, sociale, ma che viene fatto davvero convintamente da tutti perché la causa è importante, la causa di garantire a questi ragazzi, bambini colpiti da una malattia difficile e spesso rara e quindi anche complessa da combattere, quella che noi definiamo come la miglior vita possibile. Ed ora torniamo a Venezia, dove nell'anno delle elezioni comunali la Fondazione Pellicani rilancia le 100 idee per Venezia, stilate in 2 anni di studi da vari gruppi di cittadini e addetti ai lavori per cercare di risolvere quelli che sono i problemi della città. La politica deve essere appunto fatto di analisi, di proposte concrete per migliorare il contesto in cui si vive, per migliorare la vita dei cittadini. E adesso che ci avviciniamo agli appuntamenti elettorali, questo diventa un vademecum, uno strumento di lavoro credo molto importante. Col 2026 è iniziato il conto alla rovescia. A primavera il Comune di Venezia sarà chiamato alle urne per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale.
Mancano ancora la data ufficiale e i candidati, ma sul tavolo ci sono già 100 proposte arrivate dopo 2 anni di studi, analisi, laboratori e seminari. Da professori, da accademici, ricercatori, a professionisti, rappresentanti di associazioni, di sindacati, a semplici cittadini interessati al destino di Venezia. Questa è la cosa, la ricchezza di questo progetto, questo lungo viaggio nella città che abbiamo fatto con al centro le persone. Dal problema della casa alle difficoltà del lavoro, dall'allarme sicurezza alla crisi del commercio, dal calo demografico al turismo di massa, gli argomenti sono arrivati dopo un'analisi scientifica condotta anche con la collaborazione di Ca' Foscari, che ha rivelato una situazione poco soddisfacente. Di Mestre se ne discute da tanti anni. Io credo che però intanto bisogna dare una risposta ai cittadini in termini di residenza, in termini di servizi, in termini di integrazione, no, tra le popolazioni che si sono insediate in città negli ultimi tempi. E poi il grosso polo resta Porto Marghera, che deve avere una nuova vita legata appunto a tutte le attività green, legata all'idrogeno, a tutte queste politiche che vanno sviluppate, ma su questo serve un forte intervento dell'amministrazione pubblica ma anche dei privati. 100 idee per Venezia sono state raccolte in un volume dalla Fondazione Pellicani. Alcune idee, come quelle di rigenerazione urbana per rendere più accogliente e fruibile la città, sarebbero realizzabili da subito. Altre invece richiedono un piano almeno a medio termine, per esempio variare un'economia che da decenni è orientata solo sul turismo. Trasformare Venezia da città simbolo dell'overtourism a capitale mondiale del turismo sostenibile. Investire tutte le risorse che derivano, pubbliche che derivano dal turismo, dai vari ticket che ci sono, sui cittadini, fare una politica sulla casa e poi la proposta è quella anche di avere una cornice legislativa adeguata. L'arte ci porta ora nel bellunese, oltre 9.000 biglietti staccati in poco più di 2 mesi. Si chiude con un bilancio più che positivo la mostra dedicata a Gustav Klimt al Palazzo delle Contesse di Mel, un successo che conferma come anche la periferia possa diventare centro culturale e turistico. È andata oltre ogni aspettativa l'oro e l'anima grafiche di Gustav Klimt. La mostra ospitata nel Palazzo delle Contesse a Mel. Alla chiusura, nel giorno dell'Epifania, il contatore dei visitatori ha superato quota 9.000 con arrivi da tutto il Veneto ma anche dall'estero, Stati Uniti e Slovenia. Un risultato importante non solo sul piano culturale ma anche su quello turistico e sociale. In 10 settimane di apertura la mostra ha coinvolto scolaresche di ogni ordine e grado, centri diurni e case di riposo con laboratori e visite dedicate. Un successo inaspettato ma sicuramente conclamato e che conferma Mel, il comune di Borgo Valbelluna e l'intera Valbelluna come centro e polo culturale dove le persone sanno che vengono a Mel per trovare il bello nell'arte e nella cultura. Un progetto costruito grazie all'impegno di volontari, associazioni e amministrazione comunale che ha portato benefici concreti al territorio. Il messaggio che parte da qui, oltre naturalmente il successo straordinario di affluenza da tutto il Veneto, è quello che anche nei borghi come Borgo Valbelluna appunto si può fare arte, si può fare cultura e questa cultura e quest'arte porta anche una ricaduta sul territorio. E il percorso non si ferma qui. Il Palazzo delle Contesse è già pronto a ospitare una nuova rassegna. Siamo pronti ad accogliere il pubblico per la prossima mostra. Dal 28 febbraio al 10 maggio ospiteremo la mostra qui al Palazzo delle Contesse intitolata Il lavoro dipinto, un insieme di pittori a livello nazionale, una 60ina di opere in mostra e andranno a percorrere da metà 800 a metà del Novecento l'arte italiana. Qualche nome? Sironi, De Pisis, Guttuso, De Pero. Il lavoro dipinto sarà la seconda tappa del progetto Un viaggio nell'anima e nel lavoro, inserito nelle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026. Un altro tassello per continuare a portare arte, cultura e valorizzazione del territorio nel cuore della Valbelluna. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, buon proseguimento naturalmente con Antenna 3, subito dopo la sigla il nostro meteo con le previsioni del tempo, arrivederci.